Precedenti anticipazioni, ma sono in effetti i primi delle misure con una ricaduta maggiormente significativa sul territorio e sulle diverse tipologie di beneficiari, di interesse per i beneficiari. In effetti questo è un appuntamento molto atteso. Quando tra settembre e ottobre abbiamo fatto quella serie di incontri nelle diverse province di presentazione del programma di sviluppo rurale, la domanda delle domande era: ma quando escono i bandi? Non era un'operazione facile, lo sanno bene i colleghi della Regione, per tutto il processo di elaborazione di questi documenti. Siamo arrivati oggi a una tappa importante di questo processo e quindi possiamo cominciare a presentare questo primo set di bandi. Non mi dilungo molto e passo subito la parola a Andrea Comacchio che introdurrà ci sono due interventi introduttivi di Andrea Comacchio e di Franco Contarin, e poi passeremo in rassegna i diversi documenti di bando. Scuso fin dall'inizio, ma penso lo farà anche Andrea, l'assessore, che per altri impegni non può essere presente oggi in questo momento.